Rieccoci, allora, la provocazione era stata da Luigi Sposato, tocca a voi vedere un po' di riprendere. Sì, no, sulla questione dello sviluppo, al di là della questione dei diritti, nel senso che secondo me, appunto, come è stato detto, siamo in presenza di veri e propri diritti perduti. Il punto vero è una questione di sviluppo, però siamo in presenza di un governo che da questo punto di vista non mette nemmeno in agenda la questione della politica industriale e nel nostro paese è assente da tantissimo tempo. Ora, la politica industriale è una parola che viene ripetuta ovunque e nessuno capisce cosa vuol dire. Io la spiego così, che tu non puoi chiaramente faccio un esempio concreto e anche banale, spero che sia però opportuno, non puoi dare un incentivo ai pannelli solari e tutti mettono i pannelli solari sulle case e tutti siamo contenti, peccato che però i pannelli solari vengano prodotti in un altro paese. Politica industriale vuol dire anche mettere ordine tra gli incentivi e quello che è realmente la tua produzione, in modo che l'incentivo si scarichi il proprio valore all'interno del tuo paese, perché è chiaro che se tu combini una politica industriale sul settore di produzione dei pannelli solari, poi decidiamo che non sono i pannelli solari, è solo un esempio, ma a quel punto generi veramente valore. Io faccio un esempio, a Treviso abbiamo un settore che è in coma, che è il settore del legno e nessuno parla di come rivitalizzare il settore del legno. Poi mi viene risposto dagli industriali, ma ci sono alcune aziende che vanno bene, ed è vero, perché noi siamo di fronte a una situazione della crisi in cui alcune aziende vanno bene e ce la fanno, ma tantissime non ce la fanno più. Peccato che il saldo sia negativo in termini occupazionali, in termini di valore. Allora, qualcuno che ci dice territorialmente, regionalmente in particolare, nazionalmente, che tipo di politiche possiamo fare per recuperare competenza che c'è nel territorio, per recuperare i posti di lavoro che abbiamo perso, penso sia necessario investimenti pubblici, come si diceva prima. Cioè, possiamo su questo trovarci attorno a un tavolo e capire che da questo punto di vista uno sviluppo concertato è necessario e a quel punto probabilmente sarà anche un vero sviluppo in tutti i sensi. Questo che diceva il segretario rientra all'interno del Job Act americano che noi abbiamo scopiazzato, che prevedeva anche però start-up aziendali, le banche che sostenevano le imprese, decontribuzione del lavoro, investimenti, che non è sperpero di denaro pubblico, non si sta parlando di sperpero di denaro pubblico. Quando si parla di investimenti pubblici qualcuno pensa invece, mettendo in moto la spirale degli investimenti pubblici, non le spese correnti per intenderci, ma per proprio gli investimenti in conto capitale, tutto a beneficio dall'impresa che comincia, basta pensare per esempio a quanto si potrebbe fare anche per rinnovare l'edilizia con la riqualificazione. Dobbiamo mettere in moto questa spirale se vogliamo fare in modo che si crei lavoro qui, ci sia lavoro e ci sia benessere e che il quattrino gira. Ecco, quindi noi abbiamo solamente dallo Job Act americano preso solo una parte, la decontribuzione del costo del lavoro. Infatti, che non è un provvedimento del Job Act, ma è un provvedimento della legge finanziaria. C'è un altro aspetto, scusate, che va, perché bene ha detto Luigi Sposato e altrettanto bene ha detto il segretario. Purtroppo però non siamo l'America, abbiamo l'Europa. Quindi attenzione, perché gli aiuti di Stato ci fregano. Allora anche qua bisogna capire un pochino cosa vogliamo fare, dove dobbiamo andare. Perché il fattore delle ditte rumene che vengono con i contratti in appalto a fare il lavoro sotto prezzo, che nessuno dice niente e che il Ministero del Lavoro ha ben pochi strumenti per fronteggiare. Sono cose di cui dobbiamo parlare anche queste, e anche su questo si aprirebbe un bel tavolo di confronto, ma io credo che ci vedreste voi, noi e tutti insieme qua alleati nei confronti di una normativa europea che evidentemente pone delle condizioni da rispettare, ma non ti offre delle garanzie per portare un equilibrio negli stati che ospitano la normativa europea. Non è accettabile. Ma infatti non è un dumping sociale questo accettabile. Infatti, ma tra l'altro, la parola subito, lancio un'altra provocazione. Draghi proprio oggi ha incentivato, bisogna comunque diminuire le tasse, al di là di tutto, e aumentare i consumi interni. Io immagino che quelle poche aziende che vanno bene nel settore legno, per fare un esempio, sono tutte vocate all'export, come tutte le aziende d'Italia che vanno bene, quelle in mercato interno è abbastanza disastrosa la situazione. E chiedo un po' a voi, ma non è che la formulazione attuale col Job Act in testa del mercato del lavoro, io vedevo i dati dei voucher, boom dei voucher più 57,4%, cioè sono numeri spaventosi, fomentano un meccanismo contrario,
cioè persone che non possono spendere perché non possono permetterselo, cioè stiamo creando una società avviluppata in se stessa dove addirittura andiamo a toccare le pensioni di reversibilità e quindi nuovamente quel pseudo ceto medio che qualcosina in più spendeva, il pensionato che poteva permettersi eccetera, che ancora di più lo martorizziamo e quindi spenderà ancora di meno, cioè mi sembra una cosa veramente terrificante, riduciamo tutti a terra salvo i più ricchi che continuano ad esserlo. Chiedo un po', è una provocazione che butto lì perché c'entra sempre col mercato del lavoro e con... Ma ci sono almeno un paio di fattori molto determinanti. Uno è la morsa dei conti pubblici e delle costrizioni europee che hanno messo una condizione di freno vero e proprio allo sviluppo di alcuni paesi, attenzione, perché in Germania con l'abbassamento di un solo punto del loro debito pubblico, che non è neanche da poco, ma comunque anche loro hanno un bel debito pubblico, con un solo abbassamento di un punto risolverebbero tutto il debito della Grecia. Allora bisogna che capiamo se vogliamo farla l'Europa o meno. Cosa può cambiare un punto in meno, un punto in più del loro debito pubblico, degli interessi del debito pubblico, degli interessi del loro debito pubblico. Quindi sappiamo benissimo che il benchmark di riferimento, il famoso spread, è calcolato sui loro titoli e vogliamo dire che questa Europa, se non cambia marcia, andrà in sofferenza ancora di più e chi ha già sistemi più deboli soffrirà ancora di più. Quindi c'è un dato fondamentale, questo è uno. E il secondo punto, secondo me, è che dei mali endemici del nostro Paese, nonostante il riformismo, scusate è proprio l'aria che mi dà, il riformismo tentato più che realizzato, non è stato affrontato uno. Cioè non si è abbassato di mezzo punto le tasse che sono sul lavoro, pesantissime, e che sono sul Renzi dice però che si sono abbassate le tasse. Ma sì, ma se 0, metti anche, ok, ma non si sono, non si sono abbassate, cioè, tutti lo dicono, perché il poi punto, anche il punto vero è, vogliamo capire, cioè vogliamo lavorare al motore dell'economia o vogliamo lavorare a quello che sono gli effetti? Se io vado sugli effetti non andrò da nessuna parte. Che dopo ci sia anche un atteggiamento che noi non capiamo di industriali ma anche degli artigiani, delle nostre controparti, è che se non fanno un passo neanche loro nel distribuire un po' di risorse create in più, perché guardate che la ricchezza e il divario tra ricchi e poveri, certo, modestamente, è enormemente aumentato. E ricchezza se n'è accumulata e se non troviamo una modalità distributiva, attenzione, non a pioggia, fatta secondo un criterio che avvantaggi una produttività vera degli interventi, non andiamo da nessuna parte. Cioè anche quella politica industriale che noi vogliamo da altri, ma che possiamo fare noi, perché è quella che si fa con la contrattazione, non si fa. Se non distribuiamo risorse, se paghiamo la gente col voucher, non andiamo da nessuna parte, perché non si dilateranno i consumi. Forse anche bene, perché con forse consumi c'era anche consumismo, oltre che consumi. Ma non andiamo da nessuna parte, quindi anche voi dovete cominciare a... E non mi dite che il sindacato in questo periodo abbia tirato delle gran cannonate sul quartiere generale per volere chissà cosa la luna e il pozzo, perché sono contratti tutti proprio modesti. E il punto che è derimente è che l'ultimo a fare un documento di politica industriale, cosa che invece negli altri paesi si è fatta e come, fu Prodi. Quindi pensate quanto in là dobbiamo andare per trovare un documento organico di intervento sul mondo del lavoro e della produzione, soprattutto del manifatturiero, la si trova su Prodi quella volta lì. E l'Europa ne sfornò almeno 3 da lì in avanti. Io ho questa fortuna di essere dentro al Consiglio di sorveglianza del Fondo Sociale Europeo, quindi la parte FESR, quindi proprio la parte aziende, e ci dobbiamo sempre rifare ai 4 criteri principali di crescita, che sarebbe da dire tutto sui pannelli solari, non è per quel motivo che danno gli incentivi, è per la ragione... Certo, era un esempio. L'avevi anche detto però, esatto. Viene dato per un'altra ragione, che dobbiamo mettere sotto controllo le emissioni, perché ci rovineremo tutti quanti e non ci sarà più problemi né di statuto dei lavoratori né di distribuzione del reddito e neanche di come
sarà attenuato il rischio d'impresa. Quindi pur venendo nel vostro campo che il rischio di impresa c'è e c'è anche una necessità di intervenire, ma non c'è un ombrello, che porti l'impresa all'estero, le aiuti, che cali il costo dell'energia, che cali le tasse e via, che insomma dia uno slancio. Mi permetto solo di tutti e due ribadiscono Stivali che da un po' che chiede la parola un pezzettino deve precisare una cosa. Un pezzettino sulla riflessione di dove tiriamo fuori i soldi, perché questa è una cosa che forse interessa a chi ci ascolta. Il Jobs Act, come la riforma Fornero, sono stati gli scalpi all'Europa, ricordiamocelo, nel senso che noi siamo debitori. È stato detto al nostro governo: dovete tirar fuori i soldini per ripagare i vostri debiti, la dico in modo molto brutale. L'unico modo per tirarli fuori questi soldini era ad andare a prendere i soldi in quella parte che sicuramente poteva in qualche modo versare. Quindi la stessa riforma sulle pensioni e poi successivamente il Jobs Act, ma aggiungo un altro elemento: i tagli che sono stati fatti in continuità sul Fondo Sanitario Nazionale, che poi ricade sulle regioni per quanto riguarda il nostro sistema sociosanitario. Ce lo ricordiamo? Cioè in questo momento non si sta aggredendo, rilanciando su, come dire, una proposta, veniva detta, di carattere industriale, di crescita e di riorganizzazione con un coinvolgimento pubblico degli investimenti, ma si sta decidendo di tagliare o di andare a prendere i soldini dove sicuramente c'è un sacco dove prelevare. Il problema è che è finito il meccanismo e se ne è accorto anche il governo Renzi, perché la discussione in Europa è quella di ridefinire il debito. Guardate che la Grecia non è così lontana, no, anche per il nostro paese. Chiarissimo. Sposato, ma poi anche... Io dico in qualche occasione ho detto che secondo me in Europa è la Germania che dovrebbe uscire dall'euro. Perché è come un fuoriclasse, o si sente tale, che gioca in una squadra, però anziché aiutare la squadra a crescere fa la prima donna. Allora finché tu hai una prima donna in una squadra, difficilmente la squadra cresce. Quindi io proporrei alla Germania che uscisse, ma proprio dall'euro. Non che avesse un regime diverso e fare Europa di Serie A, di Serie B, attenzione, ma proprio che uscisse la Germania perché è fuori dal nostro target, così come si muove. Non è un caso che la Merkel, il Ministro delle Finanze sono i soggetti che poi alla fine determinano dal punto di vista economico l'indirizzo dell'euro stesso, o comunque hanno una forte influenza. Io tornavo prima al discorso che faceva il segretario, no? Condivido pienamente. Io torno sul fatto che dovrebbe essere premiate le imprese che investono in innovazione, che investono sul personale. E la formazione che io faccio al personale non è che io posso, è un costo che ho in azienda, che ho. E non ho nessuna possibilità. Assolutamente sì. Non ho possibilità di poter detrarre. Se do dei premi sono tassati, 2000 lavoratori gliene va 1000, quindi diciamo non c'è una politica che va a incentivare le imprese. Io che lavoro anche all'estero ho bisogno di uno Stato, una politica che mi aiuti anche nei paesi dove vado a diversificare. In che maniera mi deve aiutare? Non ci sono le Camere di Commercio, sono diversi istituti che lo fanno, ma cercando di crearmi il terreno, cercando di aiutarmi sul posto. Cioè se io ho uno Stato che mi aiuta, sono incentivato a investire, ma se ho invece uno Stato che mi impone la burocrazia e devo stare attento perché io verso le tasse sono schedato, ci sono gli evasori totali, rischiano meno di me, non hanno controlli che ho io. Quindi un'impresa comunque rischia perché comunque si mette in un meccanismo. Ma comunque è sempre il solito discorso: chi è serio, onesto di suo paga per tutti gli altri, e così abbiamo il lavoratore, e quindi abbiamo il nostro Stato è quasi uno Stato di guardie che deve controllare. Dovrebbe essere un aiuto, lo Stato dovrebbe essere aiuto, per attenzione, ci sono delle situazioni positive di soggetti anche nell'ente pubblico che sono straordinari. Faccio una considerazione, la lancio un po' come provocazione, Elena, questa. Il lavoro meno pagato in assoluto, noi che sappiamo di lavoro, qual è il lavoro meno pagato in assoluto? Il lavoro dipendente? Non credo. A tempo determinato, indeterminato? Non credo. Il lavoro somministrato, ex interinale? No, perché è costoso, costa di più del... Perché non è stato toccato il lavoro di cooperativa?
Le cooperative, ci sono lavoratori che prendono 4-5 euro all'ora. Forse anche questo parliamone delle cooperative. Parliamone quanto vogliamo. Ecco, perché? Sì, ma quello che mi chiedo, lo pongo come elemento, mi pongo come domanda, perché si è cercato di toccare un po', non si è toccato questo tipo di attività che spesso nasconde una forma di sfruttamento straordinario delle persone? Ecco, io me lo pongo come domanda. Vediamo. Allora, dopo vedo che nicchia il consulente del lavoro, però c'è il discorso da toccare, voucher, cooperative, perché mettiamoceli dentro, comunque lavori che non danno... Elena, i voucher sono partiti dall'agricoltura e l'hanno usati tutti quanti i voucher. C'è di peggio, perché c'è la riforma del volontariato, che è una legge. Giusto, è vero, che è stata proposta. Ci sono le associazioni di volontariato, anche spurie qualche volta, perché è nobilissimo, il volontariato è soprattutto in Veneto, è una grande realtà che va veramente menzionata come un dato positivo della nostra società veneta, perché un buon lavoro è fatto anche da questi. Ma però quando abbiamo associazioni di volontariato che vanno a fare a concorrenza alle cooperative, che già sono con la lama sotto la gola e via, in attività di servizio alla persona, magari date da un comune, questo e quello, e gli tolgono l'appalto perché gli danno un affidamento, guardate che è veramente la fine del mondo. Affrontiamo anche questo, no? E non è lavoro, ma ti pago con cosa? Ti pago con i buoni benzina, ti pago con i buoni pasti, ma ti pago allora. Ora o è lavoro o non è lavoro. Stiamo andando verso il basso. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo su questi aspetti.